La sesta corsa è una prova per 4 anni, sono in 11 dietro le ali della macchina. Il numero 1 Dynamic Flight LF Alessandro Gocciadoro, 2 Diamond Wise L Natale Cintura, 3 Demetrio Ama VP dell'Annunziata, 4 Drink C Loris Farolfi, 5 Dubai Jet Michele Raimo, 6 Dante LZ Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Dante Vic Andrea Farolfi, 8 Darwin dei Greppi Simone Levakovic, 9 Dindirindina Antonio Di Nardo, 10 Domi Most Luigi Talpo, 11 Durango Vincenzo Torrente. Macchina che prende velocità. Problemi per Dante Vic. L'errore di Dynamic Flight LF. Al comando ci va Dubai Jet, attaccato all'esterno da Dante LZ che si sistema in seconda posizione allo steccato. Poi Drink C a seguire. Ancora Demetrio Ama a precedere Dindirindina e Dynamic Flight LF che ha ripreso il trotto in tempo 13,9 per i primi 200 metri di corsa. L'ha presa molto allegra Dubai Jet al comando, che si è distaccato nei confronti di Dante LZ e di Drink C. I primi 400 metri se ne vanno in 28,3. E la messa lunga Michele Raimo con Dubai Jet che se l'è anche presa, e a metà della curva di sinistra prosegue con 20 metri di vantaggio su Dante LZ che è secondo, 43,3 i primi 600 metri. Passaggio davanti alle tribune, Dubai Jet solo al comando, in seconda posizione ad ampio intervallo Dante LZ. Poi Drink C si muove al largo Dynamic Flight LF, 58,1 per i primi 800 metri di gara, con Dubai Jet a guadagnare ancora terreno nei confronti di Dante LZ, che sulla piegata sembra un attimo in difficoltà, prova ad avvicinarsi allora Dynamic Flight LF, il chilometro in 1,13,2 per Dubai Jet, che prosegue con ampio margine nei confronti di Dante. Dynamic Flight che ha trovato la camminata giusta e si avvicina a Dante LZ per scavalcarlo e andare in caccia di Dubai Jet, che passa i 3/4 di miglio in 1,28,3, ma ancora 350 metri da percorrere. Arriva Dynamic Flight che però peggiora di camminata. Alessandro Gocciadoro sta fermo con le mani per fargli finire la curva, poi Dante LZ, quindi gli altri. La retta d'arrivo per Dubai Jet e Dynamic Flight LF che vanno a lottare. Dynamic Flight che attacca e passa su Dubai Jet che ovviamente è stanco. Dynamic Flight LF che vince col brivido. Al secondo posto è Dubai Jet, per il terzo Dindirindina. 2 minuti, 1,14,8 ragguaglio cronometrico, 32 a chiudere il successo di Dynamic Flight LF. Alessandro Gocciadoro che guida ed è allenatore per i colori della scuderia Barsa, il successo del figlio di Oro Puro Bar, che dopo un brivido a partire si mette sulle gambe, sta in mano l'ultima curva, passa e vince facile a chiudere con il numero 1 Alessandro Gocciadoro, la scuderia Barsa, il successo di Dynamic Flight LF.